E buongiorno amici di Matto Scacco, anche il terzo turno del Tata Steel Chess 2024 è andato. Guardiamo la classifica parziale. Abbiamo in testa il giovanissimo francese Alireza Firouzja, nazionalizzato francese, Anish Giri e poi, ironia della sorte, terzo e quarto posto a pari merito Jan Nepomniachtchi e Ding Liren, gli acerrimi nemici. Non vediamo l'ora che questi due si andranno a risfidare in questo torneo. Ricordiamoci che Ding Liren è l'attuale campione del mondo nel gioco standard, cioè quello che poi vale veramente, e è diventato campione del mondo dopo aver sfidato in un match all'ultimo sangue Jan Nepomniachtchi. Quindi andremo a vedere cosa succederà, ma voglio mostrarti proprio la partita di ieri di Ding che ha giocato contro Gukesh. Dicono tutti sia una delle partite più belle del torneo, quindi merita veramente di essere vista. La vedremo dal lato dei neri, molto interessante. E chi è Gukesh? Uno dei giovani indiani più promettenti di sempre. Ha anche una sorella che è ultra forte e stanno dimostrando nei tornei grandi risultati. Andiamo a vedere. E 4 e 5. Ora voglio fare un piccolo appunto su questa mossa. E 4 e 5 è una di quelle aperture che la si vede sia a 500 punti di elo che a 2800 punti. Quindi per tutti coloro che dicono no, io non gioco E5 perché E5 è la classica risposta di principianti, faccio la francese, la carocana, la siciliana per non fare la mossa tra virgolette dei principianti, non è così. Il 4-5 è, per la teoria, l'unica risposta migliore se non la siciliana. Quindi se tu vuoi giocare in maniera seria come i grandi giocatori, o giochi E5 o giochi C6. Non vuol dire che tutte le altre sono sbagliate, non vuol dire che perdi automaticamente se giochi tutte le altre, soprattutto ai nostri livelli dove ogni mossa è imprevedibile, però ad altissimi livelli fateci caso che giocano spesso E5 per pareggiare, spesso C5 per cercare di vincere. Cavallo F3, cavallo C6, fin qui tutto a posto, alfiere C4 e ora con grandissima sorpresa Ding gioca cavallo F6, permettendo così, se vuole, Gukesh di provare a fare l'attacco fegatello. Ovviamente Ding sa bene come difendersi, quindi Gukesh dice non ci prova neanche e quindi dopo D3 alfiere C5, C3, spinta tipica nell'italiana con l'idea di spingere in D4 o anche in B4 all'occorrenza, ma soprattutto la vera idea è che su un ipotetico cavallo qui l'alfiere si può ritirare in B3 e poi in C2, quindi case fondamentali per quell'alfiere. D6, A4, mossa tipica per prendere spazio sull'ala di donna, e adesso in genere il nero ha due risposte possibili. A5 molto forte, impedisce a questo pedone di continuare ad andare avanti e allo stesso tempo impedisce anche la spinta in B5, in B4 scusate. Qui oppure l'altra è A6. A6 non impedisce ancora di prendere ulteriore spazio al bianco, ma scopriremo dopo che cosa. A5, ok, nel momento in cui un giocatore gioca A5, così come il bianco ha giocato A4, significa che hai tolto ogni possibilità di arroccare lungo. In genere, se vuoi arroccare in quella zona della partita, devi muovere poco i pedoni. Per esempio, se Ding aveva in mente in futuro, che ne so, di arroccare lungo, forse A6 sarebbe stata quella mossa che comunque sì ti avrebbe un pochettino rovinato la struttura pedonale, ma non di troppo, mentre in partita viene giocata, abbiamo detto, A5. Quindi Ding dice io non arroccherò più lungo, vaffanbagno. Alfiere G5, questa mossa nell'italiana si gioca e non si gioca perché è vero che è la solita inchiodatura fastidiosissima e tutto quello che vogliamo, però in realtà è un'inchiodatura che non dà troppi problemi. Oddio, adesso qualche problema lo dà. Qual è l'idea? È che se ora ti gioco H6 ed è così che va in partita, l'alfiere rimane sulla stessa diagonale a romperti le scatole. E attenzione, questo è un punto molto importante. G5 si gioca quando? Attenzione, G5, quindi queste mosse di pedone si possono giocare quando il nero
non arrocca su questo lato, quindi io mi espando sull'ala di re, tanto poi il mio re lo metterò al sicuro sull'ala di donna. Ma qual è il problema? Che il re non sarà neanche più sicuro sull'ala di donna perché ha spinto a 5. Quindi questo è il paradosso di questa situazione e Gukesh lo sa molto bene, motivo per cui ha messo l'alfiere qui. Adesso arriva la classica alfiere a 7, dice che cosa fa l'alfiere in A7? Che cosa fa l'alfiere in A7 che non faceva in C5? Assolutamente nulla, questa è una mossa di profilassi che serve ad evitare la spinta di 4. In realtà di 4 il bianco la può fare comunque, ma un conto se tu fai D4 con l'alfiere in A7, un conto se tu mi fai D4 con l'alfiere in C5. Se io ho l'alfiere in C5, quando fai D4 devo prendere provvedimenti all'istante. Se io ho l'alfiere in A7 e tu mi fai D4, io non sono costretto a prendere provvedimenti all'istante. Io posso fare anche qualsiasi altra mossa, non mi succede nulla se non prendo provvedimenti. Ok? Quindi è questa la sottile differenza. Arriva cavallo in A3, in genere questo cavallo lo vedo sempre sviluppare in D2, ma è molto molto interessante anche lo sviluppo in A3. Quali sono anche le altre possibilità e il giro che può fare questo cavallo? Cavallo in C2, cavallo in E3, anche ricordiamoci che la casella F5 è uno dei target principali nella partita italiana. Donna in E7 per Ding, chissà cosa ha in mente con questa donna in E7, cavallo B5 attaccando questo alfiere che comunque ha un'ottima diagonale, quindi questo alfiere va salvato, donna B3, arriva un pochettino di pressione su questo punto e adesso, signore e signori, G5 attaccando l'alfiere che si deve ritirare e ora questa è la mossa forse che più mi è piaciuta di tutta la partita, che è arrocco corto. Non ho mai visto nessuno giocare con tanta foga e cattiveria. Questo è, possiamo dirlo, un punto di non ritorno. Qui o vince il bianco o vince il nero. Non esistono pareggi, non esiste nulla. La partita è molto squilibrata. Pedoni molto lanciati, buchi ovunque da ogni parte. Quindi è una partita veramente molto sbilanciata e arrocco lungo. Siamo in una condizione, si chiama di arrocchi eterogenei, ossia i due giocatori hanno arroccato in parti opposte della scacchiera, il nero ha arroccato a sinistra, il bianco ha arroccato a destra. E che cosa dice la teoria? In caso di arrocchi eterogenei scordatevi qualsiasi roba che non sia spingo i pedoni contro il re. Quindi il piano di gioco del bianco dovrebbe essere quello di spingere questi pedoni contro il re e il piano di gioco di Ding sarebbe quello di spingere questi pedoni contro il re avversario. Ma ci sono dei problemi. Quali sono questi problemi? È che ha voglia di spingere questi pedoni, sono bloccati dai pezzi. Idem. Hai voglia di spingere questi pedoni, sono bloccati dai pezzi. Quindi vediamo se i giocatori, questi due super gran maestri, decideranno di seguire le canoniche regole in caso di arrocchi eterogenei o se inventeranno qualcosa di nuovo. Cavallo in H5. Cavallo in H5 con svariate idee. Le svariate idee, come per esempio quello di spostare il re e permettere la spinta del pedone F, quello di portare l'eventuale cavallo in F4, sicuramente l'idea non è quello di catturare l'alfiere, poiché dopo la cattura si aprirebbe la colonna alla torre. Quindi quello è l'ultimo, è l'ultimo delle idee da parte del nero. Spinta in D4, finalmente arriva alla spinta centrale e dopo cambio, qui Ding vede la possibilità di andare in vantaggio di un pedone, perché dopo la spinta del pedone in G4 arriva alfiere per D4, pedone, donna per E4. In effetti qui il nero è in vantaggio di un pedone, ma a che prezzo? Al prezzo che adesso gli arriva anche l'altra torre sul centro, quindi il bianco è iper sviluppato. Pressione sul punto F7 che mi sembra parecchio debole. Con inchiodature il cavallo in futuro potrà andare anche in G6, tanto non potrà essere catturato dal pedone perché è inchiodato. Ora c'è la donna, ma la donna non sarà sempre lì. Quindi cavallo G6, attacchi di questo tipo, le torri che facilmente si possono raddoppiare, controllano il centro. Ok, il nero ha un pedone in più, ma
ha dei problema di sviluppo questo alfiere, qui non può andare, può andare solo in D7 per far comunicare le torri, però va in D7 e magari cade B7, insomma una situazione molto difficile per il nero, e conoscendo lo stile di gioco di Ding chissà veramente cosa pensava, perché in genere lui è molto solido, invece qui sta rischiando tutto per prendersi quel pedone. Donna in H7. La donna continua a controllare la lunga diagonale, e qui il motore addirittura consiglia alfiere D3 per continuare a togliere spazio alla donna. Non è la mossa che viene giocata in partita da Gukesh, che gioca torre D2. Qui ovviamente il motore è sempre molto drastico, dice addirittura vittoria mancata. Quando vedete quella X è una vittoria mancata per il bianco. Insomma, è sempre una mossa giocata da un 2700 punti, ricordiamoci, cioè ossia di un giocatore che ha dato la vita agli scacchi e li conosce profondamente. Che cosa vuole fare? Io credo che qui voglia semplicemente raddoppiare le torri, questa è l'unica cosa che mi viene in mente. Mentre appunto, come dicevo, il motore consigliava alfiere D3, una mossa che, se non mi sbaglio, dopo comunque viene giocata. Alfiere D7 per mettere in comunicazione le torri. Ahimè, questo pedone non si può catturare, poiché seguirebbero veramente grossi problemi. Adesso non ho analizzato, ma è vero che può arrivare questa torre, è vero che si perde anche il pedone C7, ma io credo che qui si perde tutto, anzi arriva torre A7 e si perde la donna. Vediamo se è vero. Vediamo se è vero su questa torre qui. No, c'è anche il pedone D6, quindi qual è la confutazione di questa mossa? Scusate, cosa dice qui il motore? Dice subito cavallo B4, cavallo B4 è addirittura una mossa più forte, perché poi ora veramente il pedone C7 è avvelenato, perché dopo una torre qui ci sono veramente problemi. Ok, torniamo invece alla partita. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Alla partita, come ti dicevo, adesso veramente viene giocata alfiere D3, la donna si sposta, alfiere in F5, e secondo me questo alfiere F5 in qualche modo ha un po' facilitato il nero, che non vedeva l'ora di togliersi questo pessimo alfiere, e quindi ci ritroviamo in questa posizione. Attacco sulla donna, donna G5 con inchiodatura sul re, che non fa mai male. Donna in B5, attenzione che le donne si guardano a raggi X, non appena va via questo cavallo ci può essere un ipotetico scambio di donne, e attenzione che se c'è uno scambio di donne il giocatore avvantaggiato sarà il nero, perché il nero ha un pedone in più, e a questi livelli con un pedone in più si può vincere tranquillamente la partita. Torre in F va in E8 cercando lo scambio dei pezzi. Ding ha il pedone in più, cerca di scambiare i pezzi e andare nel finale. Ora torre 3 probabilmente non è la mossa migliore in assoluto, qui il motore dice che addirittura bisognava subito cambiare. Va bene, arriva questa mossa. Cavallo G7, chiedendo sempre il cambio dei cavalli, il cambio delle donne, il cambio delle torri. Come vedi, il piano del nero è molto semplice, vinco con il pedone in più nel finale. Cambio di cavalli, re per cavallo. D5 gioca Gukesh con l'idea di dire no, queste donne non le cambiamo, è ancora troppo presto, ma si possono però cambiare le torri. Attenzione a questo pedone che è debole, e ora arriva cavallo B4, mossa da punto esclamativo. Riesci già a vedere quanto questo cavallo limita il re avversario? Il re non può andare in C2, il re non può andare in A2, quindi inizia a esserci una sottilissima, quella che viene chiamata rete di matto. Immaginiamoci magari una donna che possa dare scacco qui, o magari possa dare scacco qui, al momento non è possibile che c'è la donna, magari ti pari con la torre però salgo su a darti scacco, insomma inizia a essere interessante la questione, e Gukesh a questo punto non può fare altro che accettare pian pianino tutti questi regali e vedere se il vantaggio di materiale lo porterà a vincere la partita. Torre in E8, tutti i pezzi in gioco, mi raccomando, qui magari si poteva pensare di andare subito con la regina, ma a parte che c'è la torre sotto, ma una delle regole fondamentali del gioco dei scacchi è portare tutti i pezzi in gioco. Alfiere F4, donna F5, e ora
c'è proprio un'idea di matto, chiaramente non si può fare perché c'è questa torre, però la regina che inizia a guardare le caselle chiare inizia a essere pericolosa. Se il re un giorno si sposta, arrivano gli scacchi, la donna può entrare in prima traversa, donna B5, cavallo in A2, scacco. Come dicevamo, il re non può andare qui, il re sotto scacco non può andare qui, unica casella di rifugio per il re. Arriva in effetti donna in B1 e ti faccio notare, dopo questa mossa, come il campione del mondo è riuscito a coordinare in maniera magnifica cavallo e donna. Se non lo sapessi, dicono tutti, su tutti i manuali c'è scritto questo, che la coordinazione di due pezzi più forti è donna e cavallo, perché il cavallo ha l'unica mossa che la donna non può fare. La donna si muove come l'alfiere, la donna si muove come la torre, ma la donna non si muove con il cavallo. E quando tu metti a cooperare la regina e il cavallo succedono cose bellissime. Quindi voglio ritornare indietro qualche mossa perché secondo me queste manovre sono veramente emozionanti. A partire da cavallo B4. Regina che guarda le case chiare, arriva lo scacco e finalmente la donna riesce a entrare nelle retrovie. Adesso si minacciano catture in G2. Re in D3, il re cerca di andare via, ma come puoi vedere non ci sono troppe caselle di fuga già in questo momento, già in questo momento per il re bianco. Cavallo B4, scacco, continuiamo a vedere quali sono le possibili caselle dove può scappare il re. Re in D4 e attenzione che arriva ora donna E1, si attacca la torre sospesa e questa torre purtroppo non ha case. Qui verrebbe catturata, qui verrebbe catturata, qui verrebbe catturata, qui verrebbe catturata, qui verrebbe catturata. Dove va questa torre? La meno peggio è andare in D3 dove sì viene catturata, ma almeno cambiamo un pezzo pesante con un pezzo leggero. Ma qui ovviamente lo scopo non è quello di accontentarsi della qualità, perché magari non è detto che si vinca, perché il bianco ha comunque dei pedoni in più, anzi si potrebbe addirittura perdere la partita. L'idea è quella di giocare per qualcosa di più. Donna in E2, torre in C3 e qui arriva appunto l'errore finale, è donna in D2 scacco e re C4 e su torre in E4 Gukesh abbandona. Perché? Perché qui arriva il matto in poche mosse o comunque si perde tanto materiale. La partita poteva continuare, ci suggerisce il motore, con re in B3, donna in D1 scacco. Guarda come il re è veramente fuori gioco, ovviamente su torre C2 e qui veramente arrivano cose complesse, e in caso di re in A3 arriva direttamente matto con donna in A1 e su re B3 arriva il matto con donna in A2. Partita bellissima in cui Ding ha sacrificato del materiale, si è preso dei rischi, ha giocato H6 G5 e poi ha arroccato corto, tutto ciò che non leggerete mai, nessun manuale di scacchi. Però a volte queste sono, diciamo, le eccezioni che confermano la regola e le eccezioni che rendono il gioco degli scacchi sempre più bello. Ragazzi, sono emozionato, continueremo a seguire questo campionato. Ding è partito in maniera timida con qualche patta, adesso ha lanciato, diciamo, il suo asso nella manica. Staremo a vedere. Vi ricordo che noi di Matto Scacco realizziamo e creiamo corsi e videocorsi di scacchi per coloro che intendono migliorare il proprio gioco. Se volete avere informazioni andate su mattoscacco.com, troverete tanta di quella roba, ma anche gratuita, perché c'è il nostro blog gratuito pieno di articoli, quindi lì c'è veramente tanto margine di miglioramento. Vi ringrazio e ci vediamo domani, credo che vediamo subito un altro di questi bellissimi video. A presto, ciao!